La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura questa sera la viabilità a Varese. Oggi giorno di rientro al lavoro per molti e di riapertura delle scuole. Era un po' la prova del fuoco per la tenuta della circolazione stradale, condizionata dalla chiusura del tratto della bretella che arriva a Largo Flaiano. Code, lunghe attese, il servizio della redazione con immagini blitz. Oggi è stato ed è ancora il banco di prova per il traffico in città dopo la chiusura della bretella in entrata e in uscita dal Largo Flaiano verso l'autostrada. Come prevedibile e per certi versi inevitabile, prima delle 8 questa mattina si è formata la coda in Viale Borri per la deviazione su Via Gasparotto, il percorso che conduce a Viale Europa nella zona della Nuova Esselunga. Automobilisti fermi e qualche segnale di disapprovazione col suono di clacson. Ma era appunto inimmaginabile che andasse diversamente, pur con l'invito da parte del comune a seguire tragitti alternativi a quello di Largo Flaiano, Viale Borri e Via Gasparotto. La situazione si è pian piano normalizzata in orario di pausa pranzo, con code che si sono ridotte al minimo. Intorno alle 14 entrare a Varese arrivando dall'autostrada fino a Via Gasparotto non era un problema. Verso le 16 però le code hanno ripreso consistenza soprattutto in uscita dalla città. Scendendo da Viale Borri via Gasparotto occorreva un quarto d'ora per compiere il tragitto Largo Flaiano ingresso autostrada. In senso opposto, verso Varese, lunga coda da Viale Borri verso il centro, ancora scorrevole invece la circolazione risalendo da Largo Flaiano. Come detto nei giorni scorsi, con una nota il comune aveva invitato gli automobilisti provenienti da Viale Borri a evitare di utilizzare via Gasparotto e a dirigersi verso il ponte di Vedano per raggiungere l'autostrada da Gazzada, e per coloro che provengono dal centro a utilizzare via Corridoni e la SP1 del Lago di Varese per raggiungere gli ingressi autostradali di Buguggiate. Le uscite consigliate per chi proviene da Milano sono Varese Est Gazzada per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57 e uscita Varese Ovest Buguggiate per raggiungere la strada provinciale del Lago SP1 o la SP17. Si sono celebrati oggi a Castronno, nella chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, i funerali di Fausto Mollo, il 24enne studente universitario di Morazzone che ha perso la vita nel tragico incidente stradale di Albizzate martedì scorso. Uniti nel dolore 3 paesi: Morazzone, dove risiedeva, Castronno, dove aveva abitato in passato, e Bonifati, centro in provincia di Cosenza, di cui era originario. Numerose le persone presenti che hanno voluto abbracciare i genitori di Fausto, frastornati da un dolore insopportabile, un dolore che Don Franco Saporiti, celebrando la funzione, ha chiesto a Dio di lenire, avvolgendo con il suo amore i familiari di Fausto e noi tutti. Ora ci occupiamo di trasporti, si torna a parlare di un treno veloce che colleghi Varese a Milano, le prospettive e gli ostacoli del progetto nel servizio che è stato realizzato da Pasquale Martinoli. Siamo alla stazione di Varese, in piazzale Trieste, siamo qui perché si torna a parlare di un collegamento diretto Varese-Milano con destinazione la stazione centrale di Milano, un treno insomma veloce che copra il percorso in 30 minuti, meno della metà del tempo che impiegano normalmente le corse attuali. È una prospettiva fattibile? Per rispondere bisogna innanzitutto tornare al 2012, quando venne sperimentato il Lombardia Express, ovvero una corsa diretta al giorno alle 8:31 del mattino, con arrivo a Garibaldi e poi in centrale. Un servizio quello che venne sperimentato e poi non venne confermato perché raccoglieva poca utenza, forse per il fatto che una sola corsa al giorno non incontrava le esigenze reali dell'utenza varesina. Ma il problema è soprattutto un altro: da Gallarate in poi, con pochi binari, anzi uno solo in direzione nord, è molto arduo poter ritagliare
più corse durante la giornata, corse appunto dirette e veloci da Varese, tanto più che l'approdo in centrale sarebbe quasi impossibile perché i binari sono già saturi dal traffico ferroviario esistente. Quale potrebbe essere allora la soluzione? Non quella di aggiungere nuove corse per le ragioni che abbiamo detto, ma trasformarne alcune, almeno 3 al giorno, in corse dirette, rendendole compatibili con gli orari di tutto il traffico ferroviario. Rimaniamo in tema di treni. Amara sorpresa per i viaggiatori di Trenord questa mattina alla stazione di Somma Lombardo, chiusa la sala d'attesa, e per i pendolari si è trattato di un ritorno al lavoro dopo la pausa festiva, nonostante le temperature non fossero sotto zero, un ritorno al lavoro appunto amaro. Sala d'attesa chiusa a causa di infiltrazioni, c'è scritto sulla comunicazione affissa all'ingresso e firmata da Rete Ferroviaria Italiana. Non ancora noto quando tornerà accessibile la sala. La segnalazione è arrivata proprio dai pendolari che denunciano i problemi legati a ritardi, manutenzioni e disagi quotidiani ben noti ormai da anni. Ambiente, giustizia sociale e sicurezza sono i temi principali della 2 giorni di lavori del congresso della CGIL di Varese, che si è aperto oggi nel capoluogo e che traccerà le linee guida del programma dei prossimi 4 anni. Le parole del segretario uscente Stefania Filetti, che ha posto l'accento in particolare sulle difficoltà scaturite prima dal Covid e poi dalla guerra. Ascoltiamola. Inizia oggi il congresso della CGIL di Varese, la Camera del Lavoro Territoriale di Varese. È un appuntamento importante che arriva ogni 4 anni e questi ultimi 4 anni sono stati caratterizzati da situazioni davvero molto difficili che abbiamo affrontato. Sicuramente il Covid, che nel bel mezzo di questi 4 anni ha condizionato il nostro modo di lavorare, ha condizionato il come ci approcciamo alle persone. Chiaramente non è successo solo a noi, ma per un'organizzazione sindacale lavorare con le persone distanti è naturalmente molto difficile. Ma poi anche la guerra, con questa grande preoccupazione che abbiamo in Europa, con la crisi energetica e con l'andamento economico complessivo che vede purtroppo la crescita delle disuguaglianze, dove i redditi da lavoro e le pensioni non crescono e dall'altra parte non sono arrivati i sostegni e la distribuzione attraverso la leva fiscale che ci aspettavamo da questa legge finanziaria. Andremo avanti, da qui oggi si fa il programma di lavoro per i prossimi 4 anni e da qui in poi si rieleggeranno i gruppi dirigenti e la CGIL di Varese continuerà a esserci e andare avanti. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva, motori, la Dakar, oggi giornata di riposo. Giuseppe Macchi ha contattato telefonicamente il pilota varesino Ottavio Missoni Junior dopo la tappa di ieri. Il suo racconto nel prossimo servizio. Gli ultimi 2 giorni sono andati piuttosto bene e anche abbastanza, diciamo, ricchi di emozioni. Ieri è stata annullata la tappa perché il tempo era davvero brutto, però ci hanno fatto fare quasi 500 km per spostarci in un altro posto e l'hanno fatta diventare all'ultimo momento tappa marathon, quindi senza i meccanici al seguito, quindi senza assistenza. È stata solo su asfalto, però comunque era un modo per logorarci un po', farci fare asfalto al freddo sotto la pioggia. Quindi stamattina siamo partiti dalla tappa marathon, ovviamente abbiamo dormito tutti in un salone gigantesco, accampati, e la tappa è stata molto difficile, penso la più difficile della gara, nonostante la bellezza, perché abbiamo attraversato diversi paesaggi molto belli. Oggi era molto complicata, come ti dicevo, tante pietre smosse, sveglia prestissimo stamattina, e poi altrettanti chilometri, 380 di asfalto per arrivare qui a Riyadh al bivacco della tappa di riposo. Domani smontiamo per bene la moto. Chiaramente tutti speriamo un po' che da dopodomani il tempo migliori, perché questo freddo
di certo rende una gara che già è difficilissima di suo ancora più complicata. Siamo alla pallacanestro con il successo ottenuto a Brindisi. L'Open Job Metis ha acquisito il biglietto per la Final 8 di Coppa Italia. Il servizio di Giuseppe Sciascia. L'Open Job Metis torna a sorpresa ma con pieno merito tra le 8 protagoniste del salotto buono del basket italiano. Dopo 4 stagioni di assenza, Varese torna in Coppa Italia. Le Final 8 di Torino dal 15 al 19 febbraio vedranno fra le protagoniste la formazione di Matt Brasi, che si è conquistata il pass con un turno in anticipo espugnando Brindisi a dispetto dell'assenza perdurante di Justin Reyes. 4 vittorie e 2 sconfitte col portoricano, 4 vittorie e 4 sconfitte senza. Alla fine la defezione di un giocatore importante nelle rotazioni di Varese è stata comunque mascherata con efficacia da parte dei titolari. Ieri soltanto 8 punti dalla panchina per i biancorossi, con i complimenti del tecnico dell'Arizona per il lavoro del preparatore Silvio Barnaba, che ha fatto rendere al top un quintetto di partenza nelle cui file la stella Markel Brown ha giocato 38 minuti. Ora si va verso l'ultima gara di andata contro Napoli per festeggiare le Final 8 e mettere ulteriore filo in cascina verso il traguardo finale dei playoff. Per il momento le prevendite resteranno chiuse a causa della segnalazione dell'osservatorio del Ministero degli Interni sulla possibile pericolosità, tra virgolette ovviamente, dell'aspetto tifosi. Per quanto riguarda i provvedimenti dell'ordine pubblico, si va verso il blocco della vendita per i tifosi di Napoli con le prevendite online non disponibili probabilmente fino a venerdì. Ed ora il calcio Serie C, il pareggio di ieri con la capolista Feralpi Salò ha ribadito il buon momento della Pro Patria in serie positiva da 7 partite. Tra le pieghe dell'ascesa in classifica dei biancoblù una tenuta difensiva diventata quasi granitica. Il servizio con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. C'è la crescita nella compattezza certificata dai numeri tra le ragioni della striscia positiva della Pro Patria, uscita imbattuta dal big match di ieri pomeriggio con la capolista Feralpi Salò e in piena zona playoff in virtù del 7° posto in classifica a 6 incollature dalla vetta. Una posizione eccellente considerando l'obiettivo prioritario della salvezza e la capacità di rispettare un budget sostenibile. Nelle ultime 7 gare i biancoblù hanno inanellato 4 vittorie e 3 pareggi, subendo soltanto 3 reti. Cifre alla mano, quella di Jorge Vargas è la terza miglior difesa del girone dietro a Pordenone e Feralpi, con 20 gol subiti. In questo senso il rientro di Manuel Lombardoni ha avuto un peso notevole. Peccato che l'ex capitano della primavera dell'Inter non sarà disponibile sabato prossimo nella sfida esterna con il Mantua. Intanto il tecnico Vargas si gode il momento positivo con misura e riassume così il punto conquistato allo Speroni con la Feralpi. Noi pensiamo a fare punti ogni settimana, come dico sempre, perché ogni avversario è diverso e loro sapevamo che avevano qualità dei palleggi, che ci potevano mettere in difficoltà fra le linee, però penso che i giocatori hanno fatto una grande partita di sacrificio, molto attenti e niente, non vi posso rimproverare nulla, magari in qualche calcio di piazzato potevamo farlo molto meglio e siamo stati un po' freddolosi a battere o a calciare. Bene, con il servizio dedicato alla Pro Patria si chiude questa edizione del TG di Prealpina.it che tornerà domani alle 19. Buona serata.